Amici sportivi, tifosi del Napoli, buon pomeriggio da Ciro Novellino, ben ritrovati al consueto appuntamento con il filo diretto targato Calcio Napoli 24. Un saluto ovviamente e un ringraziamento va come sempre ad Emanuele Bernardo in cabina di regia. Oggi una domanda semplice semplice, cessione Meret, addio, secondo voi meglio in prestito o definitivo? Chiamate allo 081 353 4588 per poter interagire in diretta con me, oppure scrivete i vostri messaggi sul nostro canale YouTube o sul nostro canale Twitch. Qui potete appunto scrivere i messaggi al telefono, invece Emanuele Bernardo è pronto a mettervi appunto in diretta con me. Oggi il Napoli continua la preparazione in quel di Castel di Sangro, perché il ritiro sta per finire. Domani ci sarà un'altra gara amichevole e poi il rompete le righe con il ritorno appunto a Castel Volturno. Un Napoli che ha lavorato anche quest'oggi con i calciatori che appunto cominciano anche a farsi vedere non soltanto in campo ma anche per i tifosi che vogliono appunto salutarli, vogliono magari, perché no, anche una foto o un autografo. Però io vado subito al telefono, c'è Amedeo, pronto? Pronto Amedeo? Pronto? Non lo sento. Pronto? Emanuele, non sento Amedeo. Eccolo qui, ecco Amedeo, pronto? Niente, ha messo giù Amedeo, non lo abbiamo sentito, caro Emanuele. Allora, andiamo a vedere qualche altro messaggio. Ciao Ciro, hai visto Carnevali? Io ho visto, ragazzi, io vedo tutto. Ah, mi stai chiedendo se l'hai visto, nel senso se l'ho visto in ritiro? Io sono a Pesco Costanzo, non a Divisondoli, a 1,5 km, e non l'ho visto in ritiro, non l'ho ancora visto. Allora, poi vediamo un po', vediamo se riusciamo a trovare qualche altro messaggio qui sui nostri canali ufficiali su YouTube. Carnevali e Rossi sono a Castel di Sangro per discutere di Raspadori, speriamo bene. Sono appunto qui da quanto appunto abbiamo appreso su Sky, dalla redazione di Sky. C'è Gennaro, c'è Orei, andiamo al telefono, pronto? Ciao Ciro, buon pomeriggio. Ciao Gennaro, buon pomeriggio a te. Pronto? Ci sono. Allora, veniamo alla questione cessione Meret. Ma secondo te venderlo definitivo, ma chi te li dà i soldi oggi nelle condizioni in cui lui si trova? Tu devi cercare di rinnovare, darlo in prestito come si sta dicendo e sperare che lui in un ambiente diverso, in una città dove si lotta per salvarsi, si mette in luce, praticamente perché è lui che deve dimostrare un qualche cosa che fino adesso non ha dimostrato ancora, per cercare poi di recuperare la parte diciamo economica di quando l'abbiamo pagato, non tutti quei soldi, però almeno di non Ah, lasciarlo la partire gratis. valutazione, ma la valutazione che fa il Napoli è di 15 milioni di euro. Se dovessi andare però Ma in allo questo Spezia, momento se trovassi qualcuno che te li dà, sono soldi trovati per terra, perché il discorso non ma è io questo, credo che vada allo Spezia in prestito. fortunatamente è ancora giovane, alcune qualità ce le ha, anche se negli ultimi tempi o sarà perché è nervoso, o sarà perché non si sente gli occhi addossi di tutti, dai tifosi agli addetti ai lavori, all'allenatore soprattutto. Lui in effetti in questo momento la cosa migliore è quella di cambiare aria, però naturalmente resta sempre un capitale del Napoli, però ad oggi questa cifra che il Napoli ritiene, io penso che non glieli dà nessuno. E quindi No, pure bisogna io lo penso. sperare che dandolo in prestito quest'anno fa un campionato all'altezza di quello che noi speriamo e naturalmente poi l'anno prossimo si vedrà. Qua a Napoli, diciamo, purtroppo, dico ancora una volta, ha dimostrato ma sarà per sfortuna, anche perché ha avuto alcuni infortuni, quindi non ha mai ancora dimostrato quel valore
che auspicavamo e che dicevano molti addetti ai lavori. Quindi dobbiamo aspettare, sperando che questo prestito di quest'anno, specialmente con queste squadre che devono salvarsi, lui si esalta, perché essendo bombardato continuamente da quando giochi con una squadra che si deve salvare, lui nei pali, dobbiamo dire che la qualità nei pali ce li ha, purtroppo c'ha alcune carenze nelle uscite, giocare con i piedi, e l'abbiamo visto, quindi automaticamente dobbiamo sperare che lui faccia questo campionato, e naturalmente augurandogli di salvare, se va allo Spezia, di salvare pure lo Spezia e mettersi in luce, e così tu riesci a recuperare una parte di quel capitale, una parte. Ma guarda, io ti dirò invece di più, ti dirò anche un'altra cosa. Magari chiedo al nostro Emanuele Bernardo di abbassare un po' il volume del mio ritorno perché sento la mia voce nelle cuffie. Dicevo che No, Alex io Meret, ce l'ho quasi spento il sì, sì, volume, Ciro. no, no, parlo del mio ritorno, non del tuo, non ti preoccupare, Gennaro, è il mio ritorno nelle cuffie. Dicevo che Alex Meret andrà allo Spezia e il Napoli prenderà un portiere in prestito. Quindi può darsi pure che magari con una stagione positiva Alex Meret la prossima possa ritornare alla base e magari essere lui il E titolare. questo è quello che noi speriamo, perché non è, ecco, giustamente, non è detto che lui va a giocare alla Spezia, fa un campionato all'altezza delle nostre aspettative, perché prima, quando l'abbiamo acquistato, sapevamo che era un portiere promettente, del resto è arrivato alla nazionale, non è che poi sia l'ultimo dei portieri. C'ha questo No, momento anzi, un po' assolutamente. particolare, c'è la tensione, e quando sei in tensione molte cose ti vanno sempre storte. Io nella vita ne so io qualcosa, che quello che mi è successo in questi ultimi tempi, in un mese non so quanta, ecco, per dirti, per fare un paragone così, niente a che vedere, per dirti quando la ruota gira male, gira in tutte le cose, e quindi a lui in questo momento gli sta girando tutto storto. Speriamo, che comunque resta un Speriamo. capitale del Napoli. Piuttosto volevo dire ancora una cosa, caro Ciro, poi Sì, smetto e lascio spazio ad altri. Per quanto riguarda ormai questi arrivi che danno imminenti, sia per quanto riguarda il portiere, i portieri, sia per quanto riguarda Raspadori e sia per quanto riguarda Simeone, perché mi pare che adesso di Petagna al Monza non se ne parla più, e al quindi momento si è fermata, sì, la trattativa. poi so che anche il Torino chiedeva di Petagna, ma siamo sempre là, questi non vogliono spendere soldi, e alla fine tanto vale che te lo tieni, e quindi, però purtroppo mi Però non dispiace arriva perché, Simeone così. esatto, e questo mi dispiace perché tu cedendo Petagna sarebbe arrivato Simeone, e quindi Sì. come i discorsi che faccio io, che alla fine trarrò i conti tra tra le uscite e le entrate, farò le differenze e vedremo se il Napoli, come dice qualcuno, si è indebolito o come io spero, ma se non si sia rinforzato perlomeno sia rimasto a quei livelli, e voglio vedere gli altri, poi io voglio vedere la Roma, tutti questi giocatori che sta pigliando, queste cose, perché poi Mourinho non è che poi sì, è quell'allenatore, però negli ultimi tempi non è che abbia, diciamo, dimostrato sia in Inghilterra e anche l'anno scorso alla Roma, non è che poi ha dimostrato, eppure aveva degli ottimi calciatori, una ottima rosa la Roma, è arrivata a 12-13 punti da noi, quindi dobbiamo vedere se questo gap è riuscito a colmarlo e a raggiungerci, perché poi io sento pure le opinioni, soprattutto dei giornali del nord, delle televisioni del nord, fanno bene, per me fanno bene a non tenerci in considerazione. Poi il resto spetta a Spalletti. Aspettiamo, ti ripeto, io Certo. quando sarà finito il mercato di acquisti e cessioni mi farò un'idea, però sempre sulla carta, poi è il campo che dovrà parlare.
Assolutamente Ciro, d'accordo. ritornando all'ultima frase per Ciro Mertens, io ieri mi Sì. sono commosso alle sue parole e ho risposto con delle mie a nome di tutti i tifosi napoletani. Però, caro Ciro Mertens, no, caro Ciro tu, caro pure Ciro tu e caro Ciro Mertens, vorrei capire ancora una volta perché 3 milioni e mezzo al Galatasaray, che mi pare che gli abbia offerto, e 2 milioni e mezzo non erano meglio a Napoli? Punto interrogativo. Oppure, qual è la verità? Che noi tifosi potremmo immaginare, ma non sapremo mai se non ce la dice lui, perché è lui che ha avuto l'offerta da 2 milioni. Il Presidente l'ha detto, gli ho fatto un'offerta di 2 milioni e mezzo. Non c'è stato risposto, quindi è lui che deve dirci perché non è stato conveniente accettare l'offerta di 2 milioni e mezzo e poi andare in Turchia, anche se a 3 milioni e mezzo. Con questo punto interrogativo voglio salutarti, ci risentiamo lunedì, sperando che in questi giorni qualcosa vada in porto. Ti saluto caro Ciro, buon fine settimana e tante belle cose. Grazie. Spazio ad altri. Ciao Ciro. Grazie, ciao Gennaro, ciao. Allora io voglio leggere un po' quella che è l'ultima ora ovviamente che vi abbiamo riportato su Calcionapoli 24 proprio mentre stavamo entrando in diretta. Incontro Napoli-Sassuolo per Raspadori, Carnevali è nel ritiro del Napoli, e l'ultima ora riportata da Sky. Infatti i colleghi di Sky parlano della trattativa dell'affare Giacomo Raspadori con gli azzurri, primo faccia a faccia tra Napoli e Sassuolo per discutere proprio di Giacomo Raspadori. Sono arrivati da poco la D Giovanni Carnevali, il DS Giovanni Rossi nel ritiro degli azzurri per discutere proprio dell'attaccante neroverde con Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Le parti cercheranno di capire la fattibilità dell'affare e provare a trovare un'eventuale prima intesa. Raspadori è ritenuto l'attaccante ideale per garantire a Luciano Spalletti più soluzioni tattiche e lui il più grande obiettivo del Napoli nel reparto offensivo. Questa quindi la trattativa che può portare Raspadori a Napoli e che sta entrando sempre in maniera più forte nel cuore degli azzurri e nel vivo. Sostanzialmente ci si avvicina eventualmente alla fumata bianca. Su Calcionapoli 24 c'è anche il concept della terza maglia con un nuovo colore che potrete appunto vedere andando su calcionapoli24.it. Io chiedo ad Emanuele se abbiamo un'altra telefonata, perché ho ricevuto un messaggio ma non ho capito se è riferito appunto ad una telefonata o meno. Abbiamo Jack, andiamo al telefono. Jack, ciao Ciro, complimenti per la trasmissione. Ciao. Grazie. Riagganciandomi un poco all'ultima notizia, penso che per Carnevali, per recarsi direttamente nel ritiro del Napoli, c'è la volontà del Sassuolo di chiudere la trattativa. Sì, ma probabilmente c'è anche la volontà di incontrare De Laurentiis e di cercare di perciò se no non si sarebbe proprio mosso, no, perché prima si diceva il Sassuolo non lo voleva cedere perché prima già aveva ceduto Scamacca. Penso che per andare lui direttamente, perché si parlava di un incontro che ci doveva essere lunedì a Roma, sempre da giornalisti che seguono il Napoli, mentre per andare direttamente il direttore generale del Sassuolo nel nostro ritiro, quindi penso che si cercherà di chiudere la trattativa, perché giustamente poi il Sassuolo deve andare anche lui a coprire questo ruolo, perché ci mancano quasi 10 giorni all'inizio del campionato. Certo. Vabbè Ciro, di là che ti volevo dire solo una piccola critica, perché chiamano sempre gli stessi, non cerco mai, c'è persone che purtroppo questo non dipende da noi. Lo so, però le persone che chiamano 3 o 4 volte in una settimana, cioè anche loro dovrebbero avere un po', diciamo, rispetto per gli altri, diciamo così, come fa ad esempio Paolo Del Genio. No, scusami se nomino, Paolo dice che se qualcuno c'è con il massimo 2 volte a settimana per rispetto per gli altri. Vabbè, questo è il mio parere, io vi seguo sempre. Niente, ti volevo dire una cosa, il Napoli in attacco giustamente sono un po' preoccupato perché sono usciti Insigne e Mertens sia come gol e come assist ma anche come qualità. Sono usciti 2 giocatori nello stesso reparto, secondo me questa cosa mi fa stare un po' preoccupato. Quindi se arriva Raspadori e Simeone
quel Kvaratskhelia, diciamo così, che sono sia Giorgiano che Raspadori, sono due giocatori in prospettiva molto forti, però nell'immediato penso che perderemo qualcosa. Non so tu cosa ne pensi. E Ma poi ti guarda, volevo io ti chiedere... dico che con Sì. Raspadori invece, ti dico che con Raspadori invece e con Kvaratskhelia ovviamente dall'altro lato, se Kvaratskhelia dovesse Sì. confermare quanto fatto vedere fino a questo momento, io credo che ce la possiamo cavare, anche perché tu conta che abbiamo perso, è vero, davanti Insigne e Mertens, ma Mertens non giocava se non nel finale di Sì, sì, stagione, sì, quindi sì. in un certo senso abbiamo due titolari invece adesso con Kvaratskhelia e No, questo è Raspadori. vero, però Io se mi, sì, se mi permetti, Ciro, certo. è fatto anche con le 5 sostituzioni, no? Quindi nel reparto avanzato, visti che diciamo così nel nuovo calcio, diciamo che i terzini bassi e gli esterni alti sono quelli là che diciamo sprecano più energie e quelli là che diciamo di solito sono più gli allenatori sostituiscono di più, come la statistica proprio lo dice. Quindi è vero che Mertens ha giocato poco, però diciamo che quando poi non ha giocato Osimhen, le partite con la Lazio, le partite con l'Atalanta le ha vinte proprio grazie a lui. Avendolo in panchino un giocatore come Mertens, a non averlo fa tutta la differenza di questo mondo. Però sono d'accordo con te che con Raspadori e Kvaratskhelia più Simeone, se dovrebbe arrivare a posto di Magna, il Napoli è in attacco. Però ti volevo chiedere Sì, un'altra cosa e poi do spazio agli altri. L'unica mia sì. perplessità è questa qua. La prima riguarda il vice di Lorenzo, perché è vero che Zanoli è un giovane italiano e tutto quanto quello che si dice, però è vero che noi che siamo una squadra da Champions League e quando entra Zanoli il livello si abbassa moltissimo, cioè se Giovanni Di Lorenzo ha un piccolo raffreddore durante lunedì, martedì, che poi mercoledì deve incontrare Bayern Monaco oppure Borussia Dortmund in Champions League e poi non possiamo giocare con Zanoli, tutto il rispetto, che poi dobbiamo andare, sentirò voi giornalisti che dite vabbè si può adattare a Ostigard, ma perché? Non è meglio mandarlo in prestito a qualche squadra di alta Serie B o di bassa Serie A, fargli fare un poco le ossa e prendere un giocatore più pronto? E poi l'altra domanda ti lascio, ti ascolto dalla televisione, ti volevo chiedere. L'anno scorso tutti dicevamo che serviva un giocatore più all'Anguissa quando mancava proprio il giocatore africano. Sì, sono d'accordo. Sì. Ma proprio non se ne parla più, perché come si fa? Cioè, quando manca Nandez, Anguissa poi c'è, abbiamo un'altra volta lo c'è stesso sempre, problema. Ti c'è lascio, ti sempre il nome di abbraccio Nandez. e Nandez. forza Sì, Napoli. grazie. Va bene, grazie, grazie. Ti rispondo subito. Dicevo, c'è Nandez, il nome del calciatore del Cagliari, è sempre vivo, però è una trattativa che potrebbe anche farsi all'ultimo momento, quindi non per forza adesso. Il calciomercato è ancora lungo, il campionato sta per cominciare, ma il calciomercato è davvero ancora molto lungo. E per quanto riguarda invece, poi ovviamente restando sempre su Nandez, voglio aggiungere che è una trattativa che poi eventualmente si farà qualora dovesse partire uno tra Fabian e Zilischi. Io credo a questo punto che possano restare tutti e due. Non so se il Napoli, tenendosi anche Demme, magari andrà a prendere un ulteriore centrocampista. Credo di no. Potrebbe prendere un centrocampista magari con una delle uscite aggiungendoci anche Demme dentro per variare come calciatore e dare un valido sostituto, una valida alternativa a Frank Zambò Anghissà. Andiamo al telefono, c'è Peppe, pronto? Ciao Ciro, sono Peppe, ciao. Ciao Peppe, ciao. Tutto bene, come stai? Bene? Tutto bene, grazie. Bene, bene. Dimmi tutto. Senti, comunque hai fatto di Miretta, no? Sì, Non ho mai, più di quando adesso Napoli non ha mai convinto, ha detto che se ne vuole andare, prende portiere, cose, non capisco mai quello che succede a Napoli, capito? vabbè, Non ma sto facendo le domande ognuno che sta è succedendo, sempre, non lo so. Non sto capendo niente ognuno è sempre quest'anno, ti della credo, propria, sì, sì. ognuno è sempre della Hai propria capito? opinione, dicevo, quindi ascolta Peppe, però mi devi ascoltare dal telefono, perché se Sì, mi sì, ho il ascolti telefono, la televisione non dal ce l'ho proprio. televisore, c'è Che ritardo non ti vedi, altrimenti, capito? perché In non ti televisione che sta sento. facendo, quindi non ti vedi, capito? Ah, ok, no, però mi senti dal Capito? telefono, questa è la cosa più importante. No, dal telefono che ti detto non ti vedo perché sto avvicendo, quindi non ti posso vedere, capito? Ok, ok, In televisione. perfetto.
Dicevi Hai invece, capito? quindi di Meret, dicevi di Meret che c'è questa cosa che oggi invece quando va via si dice che sia un Bravo, è portiere grande portiere, forte. capito? Fino adesso Io, tutti quanti mi hanno detto che lo io, dobbiamo fare, lo sai? Ma non sto capendo niente, Ciro, quello che sta succedendo, mi credete. Quest'anno non ci io sto ti dico capendo niente. invece che Io ti dico invece che per me Meret era forte prima ed è forte adesso e che però in questo momento è giusto che vada a fare un'esperienza da un'altra parte perché non sente più la fiducia al Napoli. È giusto, capito? Cioè, perché se vogliamo è forte, però il Napoli non è mai convinto al 100%, capito? No, Ciro, Esatto, sono d'accordo. ah, no. Poi se viene che Sì, secondo me sì, miglioriamo, no? Secondo me, poi non lo so. sono d'accordo anche su questo. Perché Che Kepa è un capito? portiere forte, non è l'ultimo Perché guarda, arrivato. ho visto 2 o 3 filmati, ha fatto 2 o 3 parate che ho visto proprio incredibili. È meno male che dicevano qualcuno che non è buono, anche Kepa, non lo so. No. Vabbè, ma c'è sempre chi non è contento. Ci ho detto pure l'altra volta, no? Che mi è caduto la linea. Sì. Sono mai Sì, contenti, ho detto già che ne facciamo, da spatori dove lo mettiamo, quell'altro dove gioco, quell'altro... Se lo sapessi dobbiamo comprare, esatto. no? Sì, non ho capito. Quello che stavo No, no. dicendo adesso, cioè Eh? non si è mai contenti. Hai capito? Ma è Deve... l'italiano in generale che non è mai contento. ma sto vedendo proprio una cosa incredibile quest'anno. Che poi il presidente non può parlare più, che subito, mamma mia, non può parlare più il presidente, capito? Appena che dice qualcosa, Vabbè, però no. diciamo che quando parla, però, delle volte fa danni. Come l'ultima Ma secondo volta che te ha che ha detto parlato di se l'è male il presa fatto con gli di africani. quelle nazionali? Fammi capire. Nessuno ne compra più i giocatori perché vanno a Ma, fare, che ha ma detto di guarda male? che, Fammi capire. guarda che lui può avere anche ragione, perché per me ha ragione, però Hai sono i capito? modi che sono sbagliati. Perché se lui Sì, avesse considera, però il detto concetto è io quello giusto. Può darsi pure che sbagli i modi, però, sono i modi sbagliati, ma sì, capito? ma I lui concetti sono dichiara. sempre giusti, capito? No, sì. Sì, però Peppe, cioè, se ne è uscito con una dichiarazione davvero, cioè tu dici, avendo in rosa Anghissà e Osimhen, hai appena venduto Koulibaly, che è il difensore più forte al mondo, se non tra i primi tre, al Chelsea, e dici, no, io non prendo più gli africani perché gli africani vanno a giocare alla Coppa d'Africa. Cioè, no, anche no, cioè, puoi utilizzare un'altra formula per dire magari lo stesso concetto che è legato alla Coppa d'Africa, ma non andare a dire che non prendi più i calciatori africani. Perché se Lo so, domani, ma ti ho se detto, domani si sveglia Osimhen, se domani si sveglia Osimhen e dice, senti, ma cosa hai detto? Allora facciamo una cosa, io adesso me ne vado proprio, fai quello che vuoi, tanto i calciatori africani tu non li vuoi. Come la mettiamo? ma non lo farà, perché a Ecco, parte il fatto che non ci abbiamo più il tempo sì. qua, rimangono 20 giorni, c'è nel campionato, dove se ne Vabbè. capito? Ma mancano non 20 giorni, mancano 10 giorni prima dell'inizio del 10 giorni, campionato. ho detto 10 giorni, scusami, ho detto 2 settimane, Si quest'altro è sull'altro, gioca, capito? si gioca il giorno di Ferragosto allo Stadio Ferragosto alle Bentegodi di 6:30, Verona alle 18:30, prima giornata di campionato. 17:30. Sarà il sole che spaccherà tutti, capito? Lo immagino già. Che è qua stato 40 gradi oggi, giro, Esatto. mamma, Quindi sarà un bel caldo. caldino sarà, tutte le maniere sarà una calda, tutte le maniere sarà calda per uno. Infatti, speriamo che sia caldo, ma alla fine si possa rinfrescare per noi. Ma sono fiducioso quest'anno, è buono che non ci stanno calcolando proprio, per la parte buona, Ciro, hai capito? Per la parte buona. Questa è Roma, già non mi Sì. lo scudetto per la Roma, capito? Ora vediamo dove va a finire questa Roma, capito? Questi già sto facendo gli sbrocconi a Roma, capito? Già non mi do lo scudetto, speriamo. No, lo scudetto non l'hanno vinto per me, però in questo momento lo sai come la penso, l'ho detto altre volte, mi sa che qualche volta abbiamo anche beccato su questa cosa, però io penso che la Roma sia in questo momento più forte del Napoli. Poi se E ti ho dovessero detto già arrivare l'altra Kepa, volta, sai perché Raspadori e Simeone, peccato che siamo a Vicenza, perché sennò facevo una scommessa in Napoli arriva prima della Roma quest'anno, sono proprio convinto, sì, non so che ti dico. Secondo me la Roma non va neanche in Champions League quest'anno, neanche il quarto posto, te lo dico io. speriamo che ci vada il Napoli. Sicuramente ci andrà il Napoli, te lo dico. Speriamo bene. Grazie Peppe.
Ciao Ciro, ti ringrazio sempre. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, grazie a te, grazie a Ciao, te, ciao. grazie a te. Allora, andiamo a leggere qualche altro messaggio. Vediamo, vediamo. Allora, Ciro, ma Kepa quindi rimane al Chelsea? No, no, ragazzi, lui ha postato una foto con una clessidra, ma la si può interpretare in tanti modi, perché può essere il tempo ancora che resta con la maglia del Chelsea prima del trasferimento, può essere il tempo per l'inizio della prossima stagione, può essere qualsiasi cosa. Lui attualmente è un estremo difensore del Chelsea, quindi è normale che vada a mettere una foto con la maglia del Chelsea. Cioè, fino a quando non c'è ufficialità nella trattativa e nella chiusura della fumata bianca, è normale che il calciatore indossi i propri colori. Allora, Mario Pio in prota, Carnevali 3 Castel di Sangro, no, Carnevali a Castel di Sangro, scusami. Allora, poi, ancora, vediamo. Cioè, Ciro, c'erano notizie fino a qualche giorno fa che si stava chiudendo. Ora che è successo? Riguardo cosa? Però, caro amico, caro Claudio, perché non ho capito, o mi sono perso qualche messaggio precedente oppure mi hai saltato il punto focale della domanda. Allora, allora, vediamo, vado a cercare qualche altro messaggio, cerco risalendo un po' nella chat. Allora, ragazzi, visto che state parlando, ecco, su questa cosa delle telefonate, dei soliti che chiamano, per esempio tu, Azzurro Hop Champions, dici anche che io gli do corda. Allora, fermo restando che lo sapete, mi conoscete bene, io sono sempre così, al di là di chi mi chiama e chi non mi chiama. Eh, ma ditemi voi, io in diretta, come devo filtrare le telefonate? È normale che arrivino le telefonate e il nostro Emanuele Bernardo in regia le metta appunto in onda. Poi c'è chi riesce a prendere la linea prima e c'è chi riesce a prendere la linea dopo, ma certamente non può essere né colpa mia né colpa di Emanuele Bernardo in cabina di regia. Andiamo sempre, andiamo a provare sempre e non vi preoccupate che il nostro Emanuele Bernardo vi mette in diretta con me. Purtroppo dovete chiamare nel momento giusto, altrimenti non ci riuscite. Allora, vediamo perché c'è una telefonata, ecco, Gaetano, pronto Gaetano? Dunque, io volevo parlare con qualcuno che potesse portare la notizia a Napoli. Meret può rimanere a fare il portiere, però ha bisogno di un compagno della stessa età e entrambi possono distribuire il loro lavoro durante il campionato. Io suggerisco di prendere il portiere Vicario, che ha più o meno Sì. la stessa età di Meret, e giocare entrambi, tutti e due, con un terzo portiere che si chiama Sirigu, che ha 35 anni. Terzo portiere Sirigu. Sirigu, sì, esatto. Ma terzo portiere non vuole fare il secondo, come fa a fare il terzo? No, il terzo portiere lo fa sicuramente il secondo, il terzo, però davanti a lui trova Meret e il vicario dell'Empoli, che è un ottimo portiere e nessuno lo conosce. Ho capito. Io, guarda, ti dirò che sono d'accordo con te quando mi fai il nome di Vicario, sono d'accordo con te quando mi fai il nome di Sirigu, ma in questo momento ti dico che non sono d'accordo sul fatto che debba restare Meret, perché pur ritenendolo un portiere molto forte, a mio avviso, non so se ho perso la telefonata perché non ho più ritorno nelle cuffie. Sì, abbiamo perso la telefonata, però completo il ragionamento che stavo facendo. Dicevo che per me Meret è al momento un portiere forte, ma deve cambiare aria. Non ha più la tranquillità, non ha più la fiducia dell'ambiente e ogni parata metà e metà può diventare un problema per Alex Meret. Quindi secondo me è giusto che Alex Meret trovi spazio altrove,
trovi spazio per esempio allo Spezia, che è una squadra che lo sta cercando, e magari appunto avere quella possibilità in più di mettersi in mostra e poi tornare anche ovviamente a Napoli. Torniamo al telefono, andiamo nella zona di Casoria, c'è Antonio, pronto? Ciao Ciro, buonasera. Ciao Antonio, ciao. Allora, ascolta, Sì, sai sento, come va a sento. finire questa cosa di Meret? Sì, come va a finire? Lo Spezia l'anno questo campionato andrà in Serie B e sarà tutta colpa di Meret. E abbiamo fatto un altro capolavoro, hai capito? Ciro, no? Guarda, io mi auguro, sì, ti sento. Io mi auguro che invece Meret possa fare bene, perché continuo a pensare che Meret possa essere un patrimonio in questo momento da spostare, ma che comunque è un patrimonio per il Napoli. Sì, Ciro, ma io lo so questo, però forse non sono stato chiaro. Io ti dico come stanno le cose, no? E come è successo molte volte a Napoli. Anche i gol che erano colpa dei terzini, del difensore e cose, erano tutti sempre colpa di Meret. Mi spiego no, quello che dico. Sì, sì. Questo è un partito preso oramai contro Meret. A parte che ci ha messo anche un po' del suo e compagnia varia. Però io ti dico ciò, ricordati queste cose. Lo Spezia quest'anno andrà in Serie B e daranno tutti quanti la colpa a Meret. Allora io la prendo. Allora, facciamo così, la prendo come una battuta. Penso che la tua possa essere una battuta. È chiaro che Perché non riesco. è una battuta. Oh, ecco qua. Cioè, ci sei arrivato finalmente, Ciro. No, è perché l'hai detta talmente seria e talmente concentrato che io non sono riuscito a capire che era una battuta. L'ho detto serio perché quelli, quando hanno ingolfato Meret che non c'entrava niente con qualche gol che ha preso, lo dicevano Sì. seriamente, hai capito? Ah, ok. Antonio, guarda, ti ripeto, io il ragionamento che sto facendo dall'inizio di puntata, per me Alex Meret è un ottimo portiere, però in questo momento deve cambiare aria. Sì, ma io, allora, se vuoi sapere il mio parere, quando è finito il campionato, è appena il procuratore non è stato bravo, perché lui non lo doveva proprio mandare a Meret a fare il precampionato con Napoli, doveva prendere subito una decisione. No, però guarda, ti devo fermare perché il Napoli inizialmente voleva puntare sul Meret, poi ha cambiato idea. No, Ciro, allora, venendo a questo che ti hai detto mo Meret ha pagato anche per le altre partenze di tutti gli altri giocatori. E Spalletti evidentemente, avendo qualche carta da giocare, e Meret diciamo ne ha fatto pure le spese di queste cose qua. Poi si doveva trovare un capo espiatorio per dare a Spalletti qualche motivazione e di qualche altro giocatore, perché mo se arriva Raspadori, mi segui? Sì. L'acquisto di Raspadori per me è un'ottima cosa, perché dopo Insigne Raspadori è un giocatore da numero 10. Sai che significa un giocatore da numero 10? Sì, ma non lo dire a Napoli però che è un giocatore numero 10, che il numero No, 10 vabbè, non dico lo toccare. un numero 10 Come diciamo ruolo. come giocatore, capito? No, che Ok, deve come prendere dire, la maglia numero 10. Ok. Sì, lo hai capito? Sì, sono d'accordo, Pronto? anche se poi ripeto, ti sento Antonio, ti sento, anche se come dicevo, per me Raspadori giocherà più sull'esterno che al centro, quindi non sarà proprio un vero e proprio numero 10. Il Napoli non credo giocherà col 4-2-3-1 se in organico resteranno ancora Fabiano e Zelischi. No, Ciro, non sono stato chiaro allora. Io ti sto dicendo che come Il numero giocatore 10 è un Raspadori fantasista. è un grande,
Ho capito che dici, Antonio, ho capito. Ah. I grandi, diciamo, di solito indossano la maglia numero 10, questo volevo dire, capito? Io Poi ti però dico qua che non qui la a puoi Napoli non lo indossare, dico. chiaramente. Esatto. Pronto? Sì, Antonio, Pronto? io ti sento sempre. No? Ah, ok, volevo dire questa cosa. E poi un'altra cosa. Va bene. Ma oramai Sì, mettersi rapidissimo. a salutare. Hai visto sotto a quella maglietta che c'avevo, Mertens? Ho paura di Pronto? chiederti che cosa c'aveva sotto la maglietta. Non lo sai che c'aveva? No, non lo so e ho paura di chiedertelo. E non me lo chiedere allora. È meglio che lasciamo stare. Grazie, Antonio. Aveva svuotato tutti gli euros dalla cassaforte, hai capito? Se è portato è rimasto a casa, però si è portato gli euros. Ho capito, quelli grossi. Grazie, Antonio, grazie. Ciao, Cire. Certo. Ti lasciamo sempre con un sorriso. Ciao, Cire, buona settimana. Assolutamente, grazie anche ad Antonio. Allora, Gianni Russo dice, Claudio, risponde ad un altro amico, dice io credo che prima o poi Immobile, visto che si parla di Lazio, smetterà di fare più di 25 gol a stagione e sarà lì che la Lazio uscirà dalle prime 7. Poi c'è Mane Kamsik, Francesco dice ciao Ciro, credo fortemente in Alex che è stato vittima di una gestione scellerata, con Ancelotti giocando con continuità si mise in mostra anche a livello europeo, visto che società ed allenatore non hanno fiducia in lui, gli auguro di andare lì dove sarà apprezzato e per lui è meglio una cessione definitiva, io non credo ci sarà però una cessione definitiva, anche se poi dovesse arrivare appunto la cifra che richiede invece della Ventis, cioè 15 milioni di euro, allora ben venga e sarà appunto addio. Tempo fa Andanovic, continua Francesco, dice lo designò come il suo erede e chissà che non sarà questo il destino, glielo auguro con tutto il cuore. Ovunque andrà lo seguirò con enorme effetto. Poi Giovanni dice che Kepa rischia di saltare, al momento non penso. Ancora Raspadori novità, ve l'abbiamo appena raccontato anche in apertura di trasmissione. Ci abbiamo noi anche altre novità, però c'è Ciro Datore del Greco e allora andiamo al telefono, pronto? E poi diamo le novità su Raspadori rilasciate appunto ai nostri microfoni dalla RAI. Ciao Ciro, mi senti? Ciao Ciro. Sì, ti sento. Allora, volevo dire, vabbè, per quanto riguarda Meret, io purtroppo non sono uno di quelli prevenuti, cioè non è che noi tifosi andiamo per antipatia, simpatia, perché il fatto strano è che quando è venuto ci stavano 3 o 4 giornalisti, sinceramente, che mi mettevano in contraddizione con me stesso, nel senso che dicevano che questo era un fenomeno, un talento eccezionale, però alla pratica dal primo giorno, cioè senza, ti posso dire, pregiudizi, non mi ha mai convinto. Cioè io ho visto sempre un portiere, cioè, nella media, nessun talento, diciamo, di particolare spicco, ma senza pregiudizi. Poi invece comunque non capisco perché alcuni scommettono anche la propria carriera, nel senso di giornalista, su questo ragazzo. Cioè alla fine sono calciatori che guadagnano milioni di euro, non è che sono bambini disabili oppure con difficoltà, che bisogna aiutare. Cioè lui deve essere professionista, si deve imporre. Tu che ne pensi? Io penso che la prima cosa, Ciro, non mischiamo i bambini disabili col calcio, è un'altra cosa, è un altro discorso. Capisco il tuo ragionamento, però. Detto questo, ripeto ancora una volta che Meret è un ottimo giocatore e sono d'accordo che Meret è un calciatore che farebbe bene anche in altre squadre, non per forza di bassa caratura, come per esempio può essere lo Spezia che lotterà per la salvezza, ma per me può giocare anche in squadre medio-alte e sono convinto che in futuro Meret potrà fare bene ancora con la maglia del Napoli, però bisogna dargli fiducia.
Cioè, non è che perché si sbaglia un passaggio o una parata, allora bisogna essere etichettati. Poi lo sapete, ragazzi, io nel confronto con i colleghi non ci entro mai, però questo sostanzialmente è il mio ragionamento. No, io chiedo scusa, non volevo utilizzare la parola disabili, ho No, sbagliato no, ho dalle capito, emozioni. tranquillo. Volevo dire tranquillo. disagiato, nel senso disagio sociale, ma qualcosa di Sì, più sì, ampio, sì. perdonami. Poi, quando riguarda la Ho situazione capito, generale, cioè di noi, di questa Sì, squadra rispetto al tifo, io onestamente sono 10 anni che vedo a Roma e a Milano, tranne gli ultimi 2 anni che hanno vinto Inter e Milan, hanno fatto campionati ridicoli e sempre 60-70 mila spettatori con settimi e ottavi posti deludentissimi, cioè dopo che comunque partivano dalla griglia nelle prime 4 posizioni ogni anno. Ma non capisco perché noi napoletani non facciamo quadrato intorno alla squadra. Onestamente, cioè, va bene pure la critica, nessuno vuole discriminare chi ha un pensiero estremo sul presidente, cioè ci sta, è democrazia. Però non capisco, cioè, troppo prendersi sul serio, cioè, non andare allo stadio quando comunque i prezzi sono bassi, sinceramente i prezzi a Napoli sono più bassi delle altre parti. Cioè, mi sembra assurdo questa situazione, cioè, io vorrei che la mia terra fosse difesa e poi, cioè, lasciamo stare tutte le critiche che sono bene accette. va benissimo. Tu che ne pensi? Io penso che sono d'accordo con te, al di là del fatto che gli abbonamenti vadano a rilento, io ti dico che poi alla fine lo stadio Maradona lo riempi lo stesso, perché il tifoso del Napoli che in questo momento è deluso, nel momento in cui comincerà la stagione metterà la delusione da parte e tutti quanti andranno allo stadio senza nessun tipo di problema, anche perché io sono convinto, Ciro, di un'altra cosa. Sono convinto che De Laurentiis da qui alla fine del calciomercato riuscirà a portare a casa dei calciatori molto interessanti, vedi Raspadori, vedi Kepa, vedi magari anche Simeone, e allora a quel punto la situazione cambia. Ok, ti ringrazio, ciao Ciro, buon proseguimento. Ciao, grazie a te, grazie Ciro, grazie a Ciao, te, ciao. grazie a te. Allora, andiamo a vedere qualche altro messaggio, vediamo. Spero che Icardi vada al Borussia, Gianni Russo dice, e Petagna al Monza. Non penso. C'è Venerato. Ultima ora, ve l'abbiamo appunto detto proprio prima della telefonata con Ciro, che ero lì per appunto darvi l'ultima notizia che trovate ovviamente in primo piano, che campeggia in primo piano su calcionapoli24.it. A Rai Sport Ciro Venerato ha dichiarato Raspadori al Napoli a fare in chiusura, sta andando bene il vertice a Castel di Sangro con i dirigenti del Sassuolo, in serata addirittura attesa la fumata bianca per mettere fine alla trattativa. E allora Raspadori al Napoli è cosa fatta, dice Ciro Venerato. Lo trovate su calcionapoli24.it, tutti i dettagli, tutte le dichiarazioni nello specifico sulla trattativa, dove calcionapoli24.it, primo piano del nostro portale di riferimento. Ripetiamo la notizia del collega Ciro Venerato ai microfoni di Rai Sport, ha dichiarato l'affare è in chiusura, Raspadori al Napoli, il vertice a Castel di Sangro con i dirigenti del Sassuolo, ricordiamo c'è Carnevali e c'è anche il direttore sportivo qui in ritiro a Castel di Sangro. L'incontro sta procedendo bene, il vertice procede bene, in serata dovrebbe arrivare la fumata bianca per mettere fine alla trattativa. Si vedranno le cifre, si cercherà ovviamente di capire qualche cosa in più, lo facciamo ovviamente anche su calcionapoli24.it, ma nel frattempo corriamo al telefono, c'è un altro Ciro, da Ciro a Ciro ad un altro Ciro da Roma, pronto? Caro Ciro, buon pomeriggio a te e un saluto a tutti i nostri amici in ascolto. Senti Ciao, Ciro, io volevo esprimere la mia idea sulla questione malumore, no? Che si va a ricollegare poi al discorso negli ultimi 10 anni ci sono dei risultati sportivi positivi che non possono essere criticati, malumore eccessivo, il Napoli ha queste potenzialità economiche, dobbiamo essere ben consapevoli della nostra dimensione, non abbiamo le multinazionali alle spalle, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questo discorso è corretto. Il punto centrale è che il malumore che alberga nel cuore di tutti noi tifosi
nasce da lontano, Sì. cioè dalla sensazione che in questi anni si poteva fare di più e non è stato fatto perché c'erano le condizioni economiche e di difficoltà di alcune avversarie che permettevano al Napoli di essere stabilmente ai vertici, quasi certo, del posto in Champions League e addirittura di poter lottare con la Juve per anni per il primo posto. Fino a quando poi... Cito sostanzialmente quello che No, dicevo, ho sempre detto io, no? L'ulteriore Che un centesimo per fare un euro. Esatto, ti sto dando ragione, cioè spieghiamolo meglio questo concetto, perché tutti quanti noi sappiamo di non avere un passato glorioso alla Real Madrid, sappiamo di non avere 11 Champions in bacheca, ma questo non significa che il passato poco glorioso ci debba poi non consentire di criticare le scelte di gestione di questa società se in alcuni anni si poteva fare di più e non è stato fatto. Mi permetto anche di ricollegare a questo... Mi permetto anche perché molti colleghi tuoi, caro Ciro, cacciano sempre questa storia, ma che cosa abbiamo vinto noi? No, la capacità di una società va contestualizzata nel periodo storico. Il Napoli, negli anni antecedenti ai diritti televisivi, è arrivato per 20 volte in posto da Champions League. Quindi, se le vecchie gestioni presidenziali del calcio Napoli avessero potuto beneficiare degli introiti del market pool, dei diritti televisivi e degli introiti Champions, il Napoli sarebbe diventata negli anni una società molto più ricca e solida e si sarebbe potuta permettere degli investimenti sicuramente superiori. Quindi facciamo molta attenzione quando classifichiamo il passato del Napoli, il presente e la sua dimensione, svincolando il discorso dal contesto economico, storico e di competitività delle avversarie, perché questo discorso mi sa molto demagogico e limitativo dal punto di vista sia logico che razionale. Peraltro ti dico che le scelte di gestione finanziaria di quest'anno, secondo te, caro Ciro, tu che sei molto arguto, non hanno nulla a che vedere con due dati. A fine 2021 il 90% del pacchetto azionario del Calcio Napoli viene acquisito dalla Cordusio, che è una società fiduciaria che ha sede qui, che ha una sede anche qui a Roma e a Milano, che è una controllata di Banca Unicredit. Ora, in parallelo attestiamo a 66 milioni le perdite della Filmauro. Allora, siccome io onestamente mi ritengo capace di fare 2 più 2, no? Allora, intestare fiduciariamente delle azioni ad una fiduciaria significa appunto mascherare l'effettivo titolare della proprietà. Al tempo stesso significa anche favorire un'eventuale operazione di cessione. Questo è quello che succede nella prassi finanziaria nel mondo delle aziende. Poi che il Napoli lo faccia o non lo faccia non lo sappiamo, però dal punto di vista tecnico ti segnalo questo dato che a nessuno di voi giornalisti sarà sfuggito, perché basta scaricarsi una bella visura camerale del Calcio Napoli, che è un dato pubblico, e tutto il mondo riesce a capire quello che è successo. In parallelo ci sono le 66 milioni di perdite della Filmauro. Ricordo che il Napoli è parte di un gruppo, la holding, la Filmauro, controllava il Calcio Napoli, e nell'ottica del bilancio consolidato di gruppo i 66 milioni di euro di perdita della Filmauro in qualche modo devono essere ribilanciati, e mi fermo qua. Sto parlando di discorsi tecnici, giuridici, non contro le regole previste dal nostro ordinamento, ma che implicano un ragionamento finanziario a rispetto al quale è servile il discorso sportivo. E mi fermo qua. Quindi se certe scelte sono state fatte quest'anno non è a caso, sono scelte di gestione corretta di una persona che ha un piano dove sicuramente l'aspetto sportivo non passa più attraverso la necessaria qualificazione Champions League. Ok? Per ritornare all'autosostenibilità. Non posso aggiungere neanche una parola, sottoscrivo. No, perché questi discorsi però, caro Ciro, non li sento fare con una certa frequenza da molti tuoi colleghi, quasi hanno paura di toccare questi argomenti, perché poi arriva... Però, Ciro, tu lo sai. No, non parlo di te, sto parlando di tutto il panorama mediatico Napoli. Tutto il panorama mediatico Napoli. Io perché credo che alle persone le cose andrebbero spiegate, ma soprattutto insegnate, perché ognuno è professionista nella sua materia. Ma questi passaggi, che non sono dietrologia o complottismo, realtà finanziaria,
delle società che operano sul mercato. Stiamo parlando di cose alla luce del sole, previste dalla legge, però queste cose andrebbero spiegate per contestualizzare le scelte di mercato del Calcio Napoli, che non è una società monade che vive in una dimensione tutta sua, lontana dalla realtà della holding Filmauro. È una società che fa parte di un gruppo che segue delle necessità e che ha una strategia, ma la strategia del Calcio Napoli non è autonoma, è all'interno della logica di un gruppo, cosa legittima, ma che è fortemente limitativa per le ambizioni e le aspettative sportive della maggior parte di noi tifosi. Nell'ambito di questo discorso non dimentichiamoci anche il Bari, ok? Questo discorso va fatto, ma va spiegato col cucchiaino alla gente. Non va fatta dietrologia o va bacchettato come complottismo, quasi come se vivessimo in un periodo di oscurantismo culturale. Questa è la verità. Quindi se il Napoli si sta ridimensionando è perché per la prima volta il presidente ha dichiarato che l'obiettivo di questa squadra è divertirsi e non la Champions League. Le parole hanno un peso. Però ricordati che nell'ultima conferenza stampa prima dell'inizio dei ritiri, se non vado errato proprio nella conferenza stampa di presentazione del ritiro di Castel di Sangro, lui dichiarò: io voglio vincere lo scudetto, e fu l'ultima frase che disse nella conferenza stampa, facendo sbarrare gli occhi a Luciano Spalletti. No, scusami Ciro, è saltata la linea, puoi ripetere per favore? Sì, dicevo che il presidente De Laurentiis nell'ultima conferenza stampa, quella se non vado errato di presentazione proprio del ritiro di Castel di Sangro, lui l'ultima frase che disse: voglio vincere lo scudetto, e fece sgranare gli occhi a Spalletti, che diventarono grossi e tondi ancora di più di quello che sono. Quella fu una battuta perché stimolata dalla domanda di Umberto Chiariello, che parlava del prodotto emozionale Calcio Napoli, e quindi disse: caro presidente, lei vende emozioni, lei deve alimentare il sogno della piazza, se no il suo prodotto non vende. Ma non è questa la logica. Mi verrebbe di De Laurentiis. da pensare ad uno slogan, mi verrebbe da pensare ad uno slogan pubblicitario. Ciro, il discorso di chiacchiere stanno a zero. Adesso De Laurentiis ha capito che il livello di competitività del campionato si è innalzato, arrivare in Champions League richiede degli investimenti e un monte ingaggi che lui non vuole più sostenere, ed è legittimo. Ma allora a questo punto, quando lui dice: io sono un imprenditore puro a Wall Street Italia, sono imprenditore, fatevi continuare a giocare, sono assilato dei fondi, sta diverte, noi ci intossicamo però. Perché noi non ci dobbiamo intossicare. No, ma ci intossichiamo. Ciro, è inutile che ci pigliamo in giro. A noi ci torce il fegato vedere che chi lo lo so. Guinaldo, Dybala, Belotti, chi lato piglia Lukaku, eccetera. A chi lo ma non dice? perché io invidi quei giocatori, perché mi farebbe piacere che questa piazza potesse autoalimentarsi di quell'entusiasmo in cui la società non vuole entrare. La società fa di tutto per smorzare i toni, per smorzare l'entusiasmo. Ciro, e poi sarà anche Ciro, guarda, corretto, io non so se lo vedi, Dybala ce l'ho qua, guarda. Ma sto qua, il fatto di non averlo preso. Anzi, Ciro, io poi ti dico una cosa, io le vivo in condizioni... una zona di frontiera, io vivo a Roma, e quindi ti posso, come dire, testimoniare, perché ci vivo, quello che è l'entusiasmo di un popolo calcistico che poi si infiamma per nulla, perché a Roma sono sempre campioni d'Italia d'agosto, quindi bisogna andare cauti. Però si stanno creando quei presupposti all'interno dei quali un non allenatore che fa anticalcio può avere dei risultati più alti di quelli che le sue capacità di gestione meriterebbero, perché lo ricordo a tutti che dal punto di vista calcistico, cioè della qualità del gioco e dell'organizzazione tattica e difensiva, Mourinho è soltanto un anticalcista, non ha nulla a che vedere con le capacità di tanti bravi allenatori che ci stanno in Italia, tra cui, con tutti i suoi limiti e le sue pecche, Spalletti. Mourinho i risultati li ha fatti sempre quando gli hanno comprato i giocatori. Quando noi ti hanno comprato i giocatori, oppure talvolta anche quando glieli hanno comprati, ha fatto dei capitomboli clamorosi. Quindi stiamo bene attenti a valutare il tecnico per la sua capacità mediatica di attrarre giocatori e di imporre acquisti rispetto alla sua capacità di addestratore da campo. Va bene? Va bene, grazie Ciro, grazie di tutto. Grazie Ciro, grazie mille. Ultima ora da Sport Italia, clamoroso Spezia. Trattativa Dragowski riaperta pochi minuti fa,
ci si chiede se a saltare ovviamente a questo punto sarà Alex Meret. Dragoschi e lo Spezia, la trattativa si è riaperta pochi minuti fa, ci sono buone possibilità di arrivare ad una soluzione, malgrado lo Spezia avesse tenuto sotto controllo la situazione relativa a Meret. I dialoghi con la Fiorentina ora sono proficui e nelle prossime ore si arriverà ad una soluzione. Oggi Dragoschi riconquista posizioni e Provedel ovviamente sta scalpitando perché è vicino alla Lazio. Questa la notizia che riguarda lo Spezia e che riguarda Alex Meret di riflesso, visto che appunto si tratta di Dragoschi, però io voglio prima di chiudere anche ricordarvi la notizia che campeggia in primo piano. Raspadori, Ciro Venerato a Rai Sport ha dichiarato l'affare in chiusura. Raspadori al Napoli, la fumata bianca potrebbe arrivare questa sera, sta procedendo bene il vertice a Castel di Sangro. E a proposito di Castel di Sangro, noi ci fermiamo qui, la linea subito ai colleghi Claudio Russo, Lorenzo Soreniello e Marco Lombardi, perché c'è da seguire l'allenamento a porte aperte. Quest'oggi il Napoli riprende ad allenarsi ovviamente nuovamente allo stadio Teofilo Patini. Io mi fermo qui, ringrazio ovviamente Emanuele Bernardo in cabina di regia, da Ciro Novellino è tutto, appuntamento alla prossima, ciao!